Dopo la sconfitta di domenica scorsa a Licata, la Folgore si rialza immediatamente battendo per 1-0 la Parmonval al termine di una partita non bellissima ma che comunque ha permesso ai rossoneri di mister Totò Broccoleri di portarsi a una posizione di relativa tranquillità in classifica, ma ciò che contava era ottenere i 3 punti e così è stato. Da parte sua la Parmonval non ha sfruttato alcune occasioni da gol, soprattutto nel primo tempo. La cronaca: sono gli ospiti a partire meglio ad avere la prima chance di portarsi in vantaggio all'11° con Vabres che di testa non riesce a inquadrare la porta difesa da Maltese. E ancora la Parmonval a rendersi pericolosa al 16°, ma questa volta è Marino che dalla sinistra sfiora l'incrocio dei pali della porta rossonera. La Folgore stenta ad arrivare alle parti dell'estremo difensore ospite. La prima vera occasione da gol arriva al 30° sugli sviluppi di calcio d'angolo e Gerardi a cercare la via del gol, ma il suo colpo di testa finisce di poco al lato. Nel secondo tempo i padroni di casa iniziano a premere di più e a raccogliere frutti del gioco messo in campo. Al 16° Giacalone si incarica di battere un calcio d'angolo, sulla palla si avventa Vaiana che insacca il pallone dell'1-0, grande festa in campo e sugli spalti per un gol che mette in discesa la partita della Folgore. La Parmonval a questo punto reagisce ma non crea pericoli seri alla porta difesa da Maltese, da registrare soltanto l'espulsione rimediata al 42° da Giacalone. Infine in pieno recupero gli ospiti hanno l'occasione buona per pareggiare con Arlotta che però si fa ipnotizzare dal portiere folgorino, risultato salvo e Folgore che si porta a casa 3 punti.